Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola pillola del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi è alcune volte bisogna dire di no. Perché? Perché alcune volte alcuni committenti ci contattano per operazioni magiche in cui, avendo fatto delle valutazioni in dettaglio, un'indagine radiostesica o con le sibille, il risultato non è assicurato, oppure ci sono una percentuale di probabilità che rende il lavoro non importante. Ma prima di questo, prima di iniziare, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Illegale, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui stiamo lanciando di nuovo il gruppo che avevamo fondato qualche tempo fa, il Legale Marietto Veneziano, e abbiamo raggiunto già i 960 iscritti. Alle 11 di ogni mattina più o meno, giorno più, giorno meno, il vostro Marietto farà dalle 11 alle 11 e mezza delle sibille interattive. Purtroppo ogni tanto ci sono dei problemi tecnici in cui non riesco a vedere le domande, però cercherò sempre di migliorarli. Poi abbiamo anche il sito Il Capitano, dove ci sono più di 20 ebook da scaricare gratuiti, in cui ci sono le spiegazioni come utilizzare i vari circuiti. Ne sono stati scaricati più di 150.000 e diciamo che nel mondo ci sono 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici targati Marietto Veneziano. Abbiamo anche una sezione shop dove si possono comprare, ad esempio, come si dice, dei servizi professionali. Sempre, e i link sono sotto qui in descrizione. In più abbiamo anche il gruppo Telegram dove potete iscrivervi, ma lì abbiamo anche un aiuto importante dato da Miras, che è una grandissima amministratrice e da tantissimo tempo che aiuta il Marietto Veneziano Illegale. E anche una sibilologa anche lei. Bene, iniziamo un po' a parlare di questa situazione che sembra andare controcorrente, ma alcune volte alcuni committenti hanno delle aspettative troppo alte o cercano di raggiungere degli obiettivi importanti. Importanti però non valutano bene alcuni aspetti. E prima di tutto quello karmico, il secondo se è un'anima gemella, che si collega sempre a quello karmico, e il terzo è che la magia può fare tanto, ma non può fare tutto. O meglio ancora, si potrebbe raggiungere l'obiettivo, ma il tempo non sarebbe galantuomo. Nel senso, è vero che il tempo è sempre galantuomo, ma in certi lavori magari ci si aspetta troppo da certi risultati. Ad esempio, se la persona che si vuole influenzare è a 1000 chilometri di distanza e magari ha delle situazioni che lo agganciano, io adesso parlo di esempi di cuore, che lo agganciano a delle situazioni importanti, è difficile chiaramente risolvere in poco tempo, non ci vogliono solo 9 mesi, ce ne vuole di più. È chiaro che quelli che raggiungono magari gli esoteristi, magari hanno girato sui social, c'è gente che dice che 28 giorni vi fa camminare sopra l'acqua, ti risuscita i morti, poi fa scendere la quinta dimensione, poi schiacci i bottoni come l'ascensore sale alla settima dimensione, poi arrivano gli extraterrestri, ti danno un colpo, insomma quelle cose da New Age. Poi metti il tuo nome con dentro intento, dentro una cosa col ferro, no? E praticamente la cosa arriva giù l'abbondanza, senza sapere cos'è l'abbondanza. Però, a parte queste cose da avanti spettacolo e cinepanettone, quando si attivano dei lavori bisogna avere almeno una certa prospettiva, una certa visione di risultato, no? Io ho sempre detto che minimo ci vogliono 9 mesi, quindi il miracolo non bisogna mai gridare. E dopo 9 mesi aspettare in santa pazienza, perché certi lavori hanno bisogno di tempo. Però certi lavori il Marietto Veneziano neanche in Legarda li accetta, non li prendiamo proprio per il semplice fatto che potremmo anche prendere e incassare soldi facili, ma non funziona così, anche perché a livello karmico poi c'è da pagare uno scotto. Se noi ad esempio illudiamo certe persone e vediamo che il risultato non ci sarà, è chiaro che dopo il contraccolpo non è che lo paga il committente, lo paga il Marietto o il Legarda. E quindi di conseguenza è inutile prenderci in giro. E certo, ve l'ho sempre detto, che alcuni arrivano da noi
E mi dice, ma quello là cammina sull'acqua. Vabbè, camminerà sull'acqua, però prima o poi magari annega. Cioè, capite che adesso questo era un esempio farlocco, solo per dirvi che certe volte non si possono accettare lavori perché il risultato non sarebbe certo o c'è un'attendibilità di riuscita così bassa che praticamente è impossibile. Invece ci sono dei lavori in cui io dico, guarda, anche se io non ci metto le mani, le carte alla fine mi diranno che sarà vincente. Solamente che diciamo che un lavoro propiziatorio è come un piccolo passaggio se fai l'autostop. Alla fine riesci ad arrivare all'obiettivo. Certo che ci vuole il tempo, e come già spiegato, prima una pulizia, poi se c'è un avvicinamento si fa l'avvicinamento, poi se c'è un'altra persona che magari plagia quella persona si fa un slegamento e via dicendo. Però è chiaro che ci devono essere minimo dei presupposti potabili, diciamo, che si possono in un certo senso quantificare. Perché se una persona mi viene a chiedere il miracolo, no? Il baglietto veneziano non riesce a farlo, non riesce a farlo anche perché è vero che ci sono alcuni che lo fanno, però ricordatevi che quando si hanno dei risultati sicuri, velocissimi, entrano in scena sempre geni bassi, e allora lì si va a toccare delle sfere planetarie che non fanno bene a nessuno e alla fine c'è sempre un conto a pagare tutto qua. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao!